Dopo aver visto la mattina dedicata al campionato regionale per quello che riguarda la categoria esordienti, siamo passati alle immagini del pomeriggio con la categoria allievi, ma poco prima è stato osservato un minuto di silenzio, come possiamo vedere, in ricordo di Francesca Angelini. Eccolo qui, infatti presente anche Mauro Renzoni, che è arrivato per la Commissione Nazionale Giovanile, presente anche Laura Puccetti, consigliera nazionale. Questa la figlia e la moglie di Francesca Angelini, una comunità, come abbiamo detto, che è rimasta sotto shock dalla sua morte, ma dobbiamo dire la verità, anche un po' noi siamo rimasti colpiti perché lo abbiamo imparato a conoscere in questi 2 anni, perché comunque per 2 anni lo abbiamo visto e dobbiamo dire che è sempre stato dinamico, è sempre stato comunque, l'ho detto, pioveva il primo anno e lui comunque rimase molto contento. Qui la formazione del team Pietro De Angeli che si andava a presentare, una delle tante formazioni che sono al via di questa gara, la gara finale di questo Memorial Mori Rossano, 2 maglie da indossare alla fine, ricordiamolo. Sono state 2 gare dei esordienti attendiste per quello che riguarda, si è aspettato magari anche la salita, lo portava, anche se nel secondo anno De Stefano ci ha provato più spesso. In salita Della Polla, la Coltano nel primo anno sono stati veramente bravi, nel secondo anno c'è stato un bravissimo Jacopi, tra l'altro erano stato l'altro, a vincere, quindi è stato bravissimo, veramente bravissimo il pedale toscano Ponticino, che si porta a casa di nuovo la maglia. Eccole qui tutti schierate, la federazione, il comune di Pieve Fosciana, anche Massimo Fogli è arrivato per il comitato regionale, via Ufficioso che prende il via, 75 km di gara da affrontare, 5 giri giù nella bassa, anche lì un traguardo volante in memoria di Moreno Bergamini, il campione della montagna Giuseppe Tagliasacchi, presente il figlio Luca. C'è un ragazzo, Lorenzo Lucci, che potrebbe ricandidarsi alla maglia di campione, perché lui è stato campione regionale fino alla scorsa settimana, quindi la sua idea nella sua testa è quella di provare a rivincere. Ricordiamo che lì per finish tanti atleti che hanno già vinto e che possono, uno dei quali è Edoardo Agnini. Sappiamo che lui, tra l'altro sappiamo già che il prossimo anno sarà alla corte di Matteo Berti nel team Vangi il Pirata, quindi da patron Fabrizio Vangi, come anche Marco Spanio, quindi comunque sia già 2 atleti che chiaramente per lui, che viene fuori da diverse vittorie, Edoardo Stefanini, e il terzo posto al campionato che vi è stato raccontato dalle nostre dirette in Friuli, al campionato italiano a cronometro, e la vittoria del titolo toscano a cronometro, quindi un atleta completo. È un percorso abbastanza impegnativo, ma impegnativo lo rende il caldo. Siamo oltre 38 gradi, ragazzi, è caldo. Guardate ragazzi, si bagnano la testa prima di partire. Marco Verani che dà il via ufficiale al chilometro 0 per questa ultima gara di partenza. Quindi vedremo chi si aggiudicherà il titolo regionale, se sarà la conferma di Lucci, se magari qualcun altro uscirà fuori, vedremo in tutto e per tutto. E questi sono gli atleti che hanno preso il via. Come possiamo vedere anche le maglie della Fosco Bessi, di Calenzano Donoratico, formazione che può vantare sia Federici che Nieri. Anche loro il prossimo anno saranno alla corte di Matteo Berti, al team Vangi il Pirata di patron Fabrizio Vangi, quindi anche per loro il passaggio. Per ora non è stata guardingua la formazione del team Vangi il Pirata, che ha già messo dei buoni punti, delle buone basi per il prossimo anno, nonostante il buonissimo giro della Valtera, da cui esce fuori con le buone prestazioni di Pavi, quelle di Ballerini. Intanto stiamo vedendo ancora proprio partite veloci, perché della Bessi, subito Mattia Lombardi che prova ad uscire dal gruppo subito in lunghissima fila indiana, si muovono subito, guardate come il gruppo viene allungato sin dalle prime pedalate, però c'è ancora tanto da fare, ancora tanti chilometri da percorrere, e soprattutto non ci sarà il percorso solo a fare la differenza, ma sarà anche il caldo che farà la differenza. Quindi bisognerà sicuramente stare molto attenti. Assolutamente, in questo tratto di strada la strada è a favore. Andiamo anche ad altri ringraziamenti della corsa, mentre siamo al traguardo volante di Moreno Bergamini in questo momento. Eccolo qui che li stiamo vedendo. Eccola la volata con Boscaini dalla nostra parte, ma a trionfare il corridore della San Cascianese Figara, con Boscaini in terza posizione, Panelli che parte in questo momento, quindi Panelli che parte in
questo momento Paolo Panelli della Iperfinish, approdato alla Iperfinish dal team Valdignevole. Lo scorso anno era nella formazione valdignevolina, quest'anno è approdato alla formazione fiorentina del gruppo sportivo Iperfinish. Dicevamo ringraziamenti alla corsa per il corpo antincendio volontario di Pieve Fosciana, al focolare, ai prodotti da Garfagnana, bar alimentari Marcalli e Piangentini, alla Moderna, alla macelleria Parigi Angelini, all'impresa costruzioni Guidi Gino, alla Grind House, alla SMAI, alla Serramenti, alla Maxer 2000, alla parrucchieria Vania, alla Fratres. Intanto siamo, come stiamo vedendo, al cartello 4 giri alla conclusione di questo percorso che, come potete vedere, ve lo stiamo facendo vedere adesso un po' di più, perché prima lo facevano una volta, 2 volte, mentre invece con gli allievi vi faremo vedere anche più a fondo questo percorso. A dare rifornimento anche Francesco Casagrande dello staff del gruppo della Iperfinish, come possiamo vedere proprio in questo tratto di strada dove si può fare sicuramente ritmo. È un percorso che di pianura ce n'è poca, però la strada o tende a salire o tende a scendere, comunque sia abbastanza regolare. Gruppo che ancora continua a marciare compatto, come possiamo vedere, con il gruppo che prende tutta l'intera sede stradale, con le moto della Capannolese che anticipano la marcia dei corridori. Presente, abbiamo visto lì sul lato, Andrea Bardelli, che è il direttore sportivo della Work Service Coratti, che ha in corsa Brando Farsetti, è il corridore della Work Service Coratti in gara, l'unico portacolori, l'unico rappresentante toscano di questa formazione laziale. E abbiamo 5 uomini al comando in questo momento, ve li andiamo anche a vedere. Si tratta del corridore dell'Empolese che vediamo, Nencioni, Flavio Nencioni, poi della Bess di Calenzano Donoratico, Gabriele Frattoni. Poi per quello che riguarda la formazione della San Cascianese, Kengeo, Cappelletti, Tabashiro Cappelletti. Poi della formazione della Iperfinish vediamo un Mugnai, della formazione dell'Aquila Cerofolini. Questi sono gli atleti, quindi eccoli qui, li vediamo: Nencioni, poi Mugnai, Tamashiro Cappelletti, Cerofolini e poi l'ultimo atleta Fratoni. Questi sono gli atleti al comando in questo momento. Ci sono 5 atleti al comando che stiamo vedendo. Vantaggio per ora che viene risalito a 1 primo e 10 secondi, 1 e 10 il vantaggio dei 5 atleti al comando, con l'atleta di Castellina che sta facendo il ritmo, ovvero Kengeo Tamashiro Cappelletti della San Cascianese Ciclismo, è un secondo anno in categoria. Poi Mugnai a chiudere, Nencioni, anche lui è un secondo anno in categoria, il corridore dell'Unione Ciclistica Empolese, atleta che ci ha abituato a vederlo in fuga in diverse manifestazioni. Gruppo in lunghissima fila indiana, l'Iperfinish ha messo un atleta in fuga e adesso vediamo anche la rialza l'andatura Edoardo Agnini con alla sua ruota Gabriele Pierazzuoli, tutti e due della provincia di Lucca. Sia Agnini sia Pierazzuoli sono seguiti dalla moto informazioni, quella di Massimo Capocchi. Abbiamo un tratto di strada, vediamo anche davanti Tommaso Fogli, scusate il lapsus, Massimo è il papà che è nel comitato regionale. Tommaso viene fuori da un momento di forma, è uno dei possibili papabili per la maglia, perché comunque sia viene fuori da un momento di forma incredibile, diversi podi, l'ha sfiorata in più occasioni, viene fuori anche da un secondo posto importante. Siamo tornati con i 5 uomini al comando in questo momento, come possiamo anche vedere. Adesso a fare l'andatura proprio primo piano per Nencioni dell'Empolese, poi Cerofolini che lo va a riprendere. È la gara finale di questo Memorial Mori Rossano che assegna quest'ultimo. Chissà, vediamo un po' uno spoiler, perché alla presentazione è stato addirittura detto: perché non fare i campionati italiani? È un po' un qualcosa, chissà se Pieve Fosciana si colorerà del tricolore, magari non nel 2026, ma chi lo sa, magari tra qualche anno. L'idea c'è, perché loro hanno tanta voglia, non solo a Monte Carlo ma soprattutto la cittadinanza, i cittadini, il comune. Probabilmente è quello che avrebbe voluto anche il sindaco Francesco Angelini, a cui veramente va il ricordo. Ricordiamo la Coppa alla prima società, è proprio il ricordo suo. E adesso è Andrea Mori, il livornese, a fare l'andatura per l'Iperfinish, che chiede collaborazione e chiede soprattutto l'aiuto dei compagni di squadra che stanno arrivando in blocco. Eccolo il trenino rosa-nero della Iperfinish a fare l'andatura. Paolo Panelli arriva lì davanti con Mori, si va a girare Tommaso Roggi, Laerte Scappini. Guardate, ora a fare l'andatura va anche Spanio,
Marco Spagno, Mori, sono questi gli atleti sacrificati dalla formazione, chiaramente tra parentesi sacrificati perché sono gli atleti su cui ovviamente sono altri gli atleti che faranno. Laerte Scappini, lui è stato già campione regionale nella categoria giovanile secondo anno, Scappini, Roggi, Spagno, Mori in blocco a tirare davanti con Mugnai che è in fuga, eccoli qui, si fermano loro, per ora a riposo ci sono Agnini, Favilli, Agnini e Luci, il campione regionale uscente. Li andiamo a riprendere intanto davanti con Mugnai che sembra essersene andato da solo, il portacolori della Hyperfinish che non sta certamente a guardare. Il gruppo praticamente è andato a chiudere sui atleti al comando e quindi Mugnai, eccolo qui che lo vediamo, primo piano per il corridore della formazione dell'Hyperfinish. Caldo che sicuramente si fa sentire per gli atleti della categoria allievi. Vediamo, lasciamo andare, c'è Kengeo Tamashiro Cappelletti che prova a rimanere lì col contatto visivo, ha un carattere incredibile il ragazzo della San Cascianese Ciclismo di Castellina in Chianti, il corridore che sta inseguendo il portacolori dell'Hyperfinish, non si dà per vinto il corridore della San Cascianese, ancora lui Kengeo Tamashiro Cappelletti, e dietro ripresi gli altri ed è sempre ripreso anche Kengeo, Tamashiro Cappelletti, ripreso di nuovo, quindi gruppo che ritorna con la sua marcia con le maglie dell'Hyperfinish. Guardate il blocco, arriva davanti anche Alexander Kolansky, probabilmente è un percorso molto duro per Kolansky, però mai dire mai, mai darsi per vinto perché è un corridore che ci ha abituato a sorprenderci. Prova a partire con in questo momento Marco Spagno con Bacci a ruota e Agnini. Bacci viene fuori anche lui da un momento, anche Leonardo Pavidini, parte ora Agnini, parte ora Edoardo Agnini, prova, era il favorito, probabilmente numero uno in questo, vista anche il momento di forma, ma dietro non lo lasciano andare, niente da fare, chiuso immediatamente dagli atleti della Bessi. Si tratta di Riccardo Frosini, il corridore della provincia di Arezzo, poi Fogli e poi Nieri subito dietro, poi Roggi. Queste le prime posizioni, la salita si fa più dura, si sale verso quello che sarà il finale ed è il portacolori del team Valdignevole a fare l'andatura e a fare anche la selezione. Federico Mugnaini con Tommaso, con Fogli dovrebbe essere, vediamo un po', no è Leonetti dovrebbe essere, vediamo un po' se ci sbagliamo. Intanto eccolo lì che passa di una prima montagna Mugnaini, eccolo lì, passa Mugnaini da solo, subito dietro Emanuele Favilli e subito dietro si tratta di Leonetti, quindi confermati Mugnaini, Leonetti e Favilli, non era Fogli, era Leonetti, eccoli qui, se ne vanno in tre. Vediamo adesso che succederà in stallo, una delle punte la Hyperfinish l'ha già tirata fuori, il figlio d'arte, figlio di Elia Favilli, ex professionista, vincitore di tante gare. Dietro ci sono altre maglie della Hyperfinish che stanno provando a rientrare, occhio perché se li mettono in scacco è finita. Siamo intanto con le immagini sempre sui tre, Leonetti che cerca di dissetarsi con Mugnaini, lì chiede il cambio il corridore, ma niente a fare, il corridore della team Valdignevole che lo dà, e vediamo che dietro si tratta di Lorenzo Luci che è rientrato, quindi è rientrato Luci, è rientrato anche Roggi, quindi è rientrato sia Luci sia Roggi. Si svolta in questo momento con questa fuga con tre uomini sulla testa, Roggi, Luci, Favilli, Mugnaini e anche Leonetti. Bravissimo anche Mugnaini, bravissimo veramente il corridore della formazione del team Valdignevole diretto da Bartolini, Galeotti e Sarti, bravissimo davvero. Intanto ancora seguiamo l'azione, è chiaro che di nuovo come in tante gare Luci potrebbe riconfermarsi campione. Nel momento probabilmente in cui ce lo aspettavamo, perché era in condizione, però veniva fuori forse da una condizione più forte Agnini, però nel momento buono lui c'è, lui c'è, dimostrazione di un ragazzo che sa muoversi nel momento giusto, quindi sicuramente da elogiare questo suo modo di correre, che ha un'intelligenza importante. E vediamo che occhio perché si muove di nuovo Favilli, occhio perché si muove di nuovo Emanuele Favilli, il figlio d'arte, il corridore del gruppo sportivo Hyperfinish, ha già trionfato in stagione, aveva aperto
a Pontassieve la prima vittoria, poi a Pasqualando ve l'abbiamo raccontato in diretta l'arrivo, e adesso se ne va. Occhio perché potrebbe vincere la maglia di campione regionale toscano. È sempre lì davanti Emanuele Favilli, si volta il corridore della provincia di Livorno a controllare la situazione dietro, ma sembra essere riuscita a venire fuori. Occhio veramente a vedere che cosa sta succedendo. Vediamo quello ancora, ed è Leonetti che prova a reagire con Daniel Sani. È un atleta che fa multidisciplina, il corridore dell'Appenninico 1907. Primo piano intanto per Leonetti, che sta provando, lui che il prossimo anno sarà alla corte di Davide Lenzi nella polisportiva monsummanese per il 2026. Prova a reagire anche Daniel Sani, che è venuto via. Il corridore, abbiamo detto, atleta che fa mountain bike di solito. Siamo a 3 km dalla conclusione, sulla salita che ha caratterizzato questo campionato regionale, con Favilli che è sempre più distante, con Salvatore Leonetti che prova a reagire, a mantenere, e con Daniel Sani che con anche Muricchi, atleta della formazione De Muricci della formazione della Olimpia Valdarnese, che chiede acqua, gli viene data dai tifosi, che il caldo si fa sentire. Eccoli qui Sani con Muricci che non molla, sta cercando di rientrare sul corridore della formazione, e eccolo il riaggancio, ma Favilli è andato. Ultimo chilometro in questo momento, con Muricci che supera ora in questo momento il corridore dell'Appenninico. Leonetti, eccolo qui, Leonetti citato anche dallo staff della Unione Ciclistica Empolese. Si andrà e si va a riprendere il battistrada, il corridore che adesso potrebbe di nuovo vincere ancora in questo 2025 e consacrarsi. Erano i favoriti numero uno, l'Hyperfinish. Potrebbero rispettare con grandissimo impegno questa vittoria, questa gara, con una grandissima prova di squadra, anche perché si sono mossi bene. Mugnai è stato mosso prima, si era mosso tutta la squadra per andare a chiudere sulla fuga, quindi comunque sia un grande lavoro di squadra. Era una delle tre punte, uno lui, Agnini o Luci, erano le tre parti. Intanto sta chiedendo anche il vantaggio, ma caro Emanuele, hai fatto il vuoto, la corsa non te la leva nessuno. Ultimi 1000 metri in questo momento per il corridore al comando. Caro Emanuele, hai fatto un grandissimo numero, te la sei andata a cercare prima e adesso lo fai. Si volta la nostra telecamera, Leonetti non è distante, ma non ci sembra avere la gamba per riuscire a rimontare su Favilli, che continua a spingere, ha una pedalata buona. Leonetti è ancora più distante da questa immagine, inizia ad accarezzare il sogno Favilli, che fra un po' entrerà nel ciottolato, nel cuore di Pieve Fosciana. Si entra ora sul ciottolato a momenti, incitato dallo staff tecnico della Hyperfinish. 300 metri finali, ecco anche il papà Elia Favilli che festeggia con lui. Emanuele, ultima curva per lui e si andrà a prenderlo sul lungo rettilineo per vederlo arrivare a braccia alzate. Una grandissima conduzione di gara per l'Hyperfinish, che non ha sbagliato niente. A volte quando si corre da favoriti c'è il rischio di sbagliare, loro non hanno sbagliato niente. Gli applausi, guardate il pubblico di Pieve Fosciana che applaude il corridore in maglia bianco-rosa. Eccolo qui, Emanuele Favilli del gruppo sportivo Hyperfinish vince, si aggiudica il Memorial Mori Rossano ed è il nuovo campione regionale toscano della categoria allievi. Chapeau veramente a te Emanuele per questa vittoria e conferma, ma un bravissimo applauso bisogna farlo anche a Salvatore Leonetti, secondo, bravissimo, ha resistito fino alla fine, e terzo, guardate come viene, bravissimo anche Daniel Sani che ha fatto la differenza su Muricci, a cui vanno, sono tutti atleti della multidisciplina, bravissimi. Volata, vediamo, ed è Gastasini che si prende la quinta posizione su Nieri, Agnini, Pavi degli Innocenti, nono Scappini e decimo Spanio. Questi sono i primi 10, stanno arrivando anche via via tutti gli altri. Una grandissima prova, abbiamo detto erano i favoriti numero uno per la prova, per questa gara, l'hanno rispettata. Sicuramente era giusta il replay dell'arrivo di Emanuele Favilli. Noi vi lasciamo con le ultime interviste di questa gara che ha regalato grandi emozioni, quindi andiamo alle interviste.
Emanuele Favilli, vincitore del terzo Memorial Mori Rossano e nuovo campione regionale della categoria allievi. Ci puntavi molto, ti abbiamo visto attivo più volte e alla fine non ti sei più voltato. Quando sei partito non hai più voltato la strada. Sì, sono partito al primo giro di salita, siamo andati via in 5 con 3 miei compagni di squadra, poi siamo stati richiusi e all'imbocco dell'ultima salita ci ho provato e ho visto che dietro c'era un po' di indecisione, c'erano solo 2 ragazzi mi sembra che provavano a rientrarmi, ma ho fatto il buco alla fine della salita e niente, dopo ce l'ho fatta a mantenere il vantaggio fino all'arrivo. Tra una settimana i campionati italiani a Gorizia, un piccolo pensiero, vista anche la condizione come sta andando, ci si fa? No, sì, sicuramente la condizione sta crescendo, dopo un periodo un po' no, e sicuramente proverò a far bene. Una dedica speciale per questa maglia, per questa vittoria? Ma a tutta la mia famiglia e alla squadra. Salvatore Leonetti dell'Unione Ciclistica Empolese, hai dato veramente tutto, ti vediamo abbastanza provato. Favilli è andato via, l'hai tenuto lì a poco, ma nel finale comunque un podio che dà morale. Sì, dai, sapevo che era uno da tenere d'occhio, l'ho visto partire prima dell'ultima salita e con il corridore dell'Appennino abbiamo provato a richiudere, ma non è stato possibile. Ovviamente nonostante questo piazzamento, vista anche la condizione, ci riproverai più avanti a centrare l'obiettivo più grosso. Sì, sicuramente ci si riproverà nelle prossime gare. Daniele Sani della formazione dell'Appenninico 1907, sei riuscito a rientrare sul drappello che si stava formando all'inseguimento di Favilli proprio sull'ultima salita. Peccato non essere riusciti a chiudere, però te che fai anche mountain bike è stata una nuova esperienza e un podio sicuramente importante. Sì, sicuramente è stata una corsa molto dura, mi è mancata molta esperienza perché non corro quasi mai su strada. Sto iniziando ora ad andare un po' meglio, vengo da una settimana un po' straziante, vengo dalla settimana degli italiani. Devo dire che non mi aspettavo dalla condizione che ho ora questo risultato, sono molto contento, ringrazio tutti, sponsor, squadra, i genitori che è un'ennesima domenica che fanno chilometri sopra chilometri per portarmi alle gare. Ringrazio tutti, è stata una bellissima prova e mi sono divertito tantissimo. Prossima settimana vieni dalla settimana dei campionati italiani, ma la prossima sarà uguale perché ci sarà Gorizia e con questo podio un posto te lo sei sicuramente. C'era Marco Lapucci, un posto diciamo te lo sei anche andato a guadagnare. Ora sono un po' indeciso se andare agli italiani a Gorizia oppure se andare a fare l'ultima prova del Grand Prix Centro Italia in mountain bike, visto che non sono messo malissimo e la squadra diciamo, è concentrata principalmente sull'XCO. Ora sarà una settimana dove rifletterò tanto e cercherò di prendere una decisione. Anna Filippi, moglie di Rossana, a cui è intestata questa gara ormai da 3 anni, il grande impegno del comune che ha portato avanti anche quest'anno con un piccolo punto in più, ovvero quello del titolo regionale. Sarebbe sicuramente stato fiero lui, qualcosa sarebbe bello pensare che la suora Rossano e Francesco, perché ci ha lasciato da poco anche Francesco Angelini, siano insieme, sarebbero stati contenti. Molto, io penso che da lassù se oggi hanno seguito la gara sono stati molto contenti. Mio marito per primis perché essendo ciclista amatoriale quindi è ovvio, e Francesco era una soddisfazione per lui, sarebbe stata una soddisfazione molto sentita penso, perché ha voluto questa corsa, ha voluto dedicargli in memoria e l'ha voluto portare avanti, quindi non fermarsi a una semplice gara ma portarla avanti. L'anno scorso con il provinciale, quest'anno addirittura campionato regionale, quindi penso che Francesco sia al 7° cielo questa volta. Una comunità piccola, quella di Pieve Fosciana, ma che ha dimostrato in questi 3 anni di essere unita in tutto e per tutto, perché quando c'è una novità loro veramente dal primo anno vi siete attivati subito ed è tutto il paese ha partecipato a questa festa. Allora, Pieve Fosciana è sempre stato un paese di ciclisti, di ciclismo che lo viveva e partecipava, quindi come è scattata questa idea di queste gare, di questa memoria, subito la gente l'ha preso, l'ha accolta molto volentieri.
e quindi penso che anche oggi siano molto soddisfatti di tutto, sia chi ha partecipato, sia chi ha organizzato specialmente, che è stata un'organizzazione immensa, sentita anche da me, penso, quest'anno. Siamo con il vice sindaco di Pieve Fosciana, Luciano Angelini. Oggi qua si è corso il terzo memorial Mori Rossano, ma soprattutto abbiamo visto alla fine della gara degli esordienti il ricordo ancora vivo di colui che insieme a voi ha voluto questa gara, il sindaco Francesco Angelini. Una bellissima manifestazione che anche lui avrebbe sicuramente approvato e sarebbe stato contento. Sì, è stata una manifestazione bellissima, è andato tutto bene, tantissima gente e credo sì, che chi l'ha voluta, fra chi l'ha voluta c'era Francesco e penso che sarebbe stato molto contento anche del tributo che gli abbiamo dato perché era ben voluto da tutti. Ecco, qualcosa che ormai da 3 anni si riversa qui a Pieve Fosciana, tanta gente, tanto pubblico, un misto di sport probabilmente e di turismo anche per far conoscere questi bellissimi posti. Sì, una bella festa dello sport che è iniziata ieri pomeriggio con il gioco ciclismo. Sì, perché dove ci sono i ragazzi poi c'è tutto il seguito, quindi penso che sia una maniera per far conoscere anche il nostro paese e spero sia piaciuto. Gaia Passerini, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano, sono stati 2 giorni qua su in Garfagnana, pieni di ciclismo, ma soprattutto anche di bambini, perché partiamo da ieri, un bellissimo gioco ciclismo, questa nuova iniziativa. Sappiamo di tanti bambini che hanno partecipato. Sì, veramente è stata una bella sorpresa, abbiamo pensato di abbinare a questa 2 giorni, a questa manifestazione, al campionato toscano strada esordienti allievi, questa manifestazione di gioco ciclismo, un po' anche per avvicinare i bambini del territorio e far vivere nel territorio anche questa manifestazione e il ciclismo. Un piccolo borgo questo della Garfagnana, Pieve Fosciana, che comunque da 3 anni ha riscoperto l'amore per il ciclismo. Forse è perché nelle grandi città ci sono troppi sport o magari queste piccole realtà hanno molti più sbocchi. Sì, allora questo è un borgo veramente molto bello, il percorso tra l'altro veramente ben riuscito e che dire, ecco, è importante riportare il ciclismo nei piccoli borghi perché è un modo anche per valorizzarli e favorire il turismo sportivo, assolutamente. Siamo con Laura Puccetti, consigliera nazionale per la Federazione Ciclistica Italiana. Laura, tu sei di qui, non potevi assolutamente far mancare la vicinanza a questa corsa che si corre nella tua Garfagnana in un paesino che ha accolto il ciclismo ormai da 3 anni. Certo, per me è un onore portare il saluto del Consiglio federale. Naturalmente sto vicina, quindi è anche stato molto facile, però io, come ho già ripetuto in altre occasioni, questa è una società che si impegna da moltissimi anni e gestisce in modo egregio tutte le manifestazioni, ha tutte le categorie giovanili per la quale io sono stata delegata al nazionale, quindi di conseguenza non fa altro che piacere venire a fare presenza a queste manifestazioni. Io spero che loro abbiano avuto piacere e niente, è stata una bella manifestazione anche oggi, a parte un po' di caldo, poveri ragazzi, però insomma si sono comportati benissimo e sono contenta della giornata. Antonio Davalle della Monte Carlo Ciclismo, il grande impegno vostro ormai da 3 anni fisso qui a Pieve Fosciana, aiutati ovviamente dal comune che era presieduto fino a qualche tempo fa da Francesco Angelini, non vi siete tirati indietro alla sfida dei campionati regionali? Sì, dobbiamo prima di tutto ringraziare il comune e lo stesso Francesco Angelini che ci ha sempre dato un grosso impegno con noi, ci ha aiutato a fare questo evento, questo Memorial Mori Rossano, perché purtroppo ci è mancato in questi ultimi tempi Francesco, ma la sua volontà era di tirare avanti sperando anche il prossimo anno di poter fare un'altra grossa manifestazione come quest'anno. Per voi quest'anno è stato anche un anno un po' particolare, ovviamente abbiamo ricordato Francesco Angelini, ma dobbiamo dire che per voi è stato un rimpasto anche per quello che riguarda la società, perché a inizio anno proprio è venuto a mancare lo storico presidente Ferdinando Di Galante, anche lui era qui, la prima edizione manca, però probabilmente ci piace pensarli insieme lassù, sia Francesco che Ferdinando. Sì, anche quello, il presidente ha 52 anni, non è facile rifare tutto il consiglio, si è trovato un altro presidente
con lo stesso carisma, speriamo di poter tirare avanti ancora tanti anni come è stato col vecchio presidente.